Buon pomeriggio a tutti e ben ricollegati dal Palasport Dorando Pietri. Io sono Federico Ferrari e quella che state per vedere è la finale quinto-sesto posto fra Breganze e Hockey Club Forte dei Marmi. Due squadre che sono state fermate rispettivamente da Bassano per quanto riguarda il Breganze e da Follonica per quanto riguarda Forte dei Marmi nei due quarti di finale, e quindi ora si trovano ad affrontarsi per la finale per ambire al quinto posto in tutta l'Italia. Quindi attenzione, questa è la finale, potrebbe essere considerata magari in modo superficiale da qualcuno la finale meno importante, però comunque si parla del quinto posto in tutta l'Italia, quindi assolutamente sono sicuro che le due squadre si daranno battaglia per questa partita che si preannuncia molto molto interessante, secondo me, tra due squadre tra l'altro molto equilibrate che daranno spettacolo, quindi vediamo come si svolgerà questa partita. Ora vedete in sovraimpressione le due formazioni dei due team. Tra l'altro uno dei ragazzi dei due team, Matteo Facchini, il numero 9 del Forte, è venuto qua con me a darmi la mano a commentare una partita del Follonica, quindi un in bocca al lupo a Matteo e che vinca sempre il migliore, perché tanto così la legge dello sport è. Ora le due squadre che fanno i consueti urli per darsi la carica prima della partita. Si radunano attorno alle panchine i ragazzi, sentite il Breganze. Ora il Forte risponde, si schiereranno in campo le due formazioni, vediamo i due starting five. Vedo già cambiarsi il portiere del Forte dei Marmi, con la 23 Giulio Bacci, che si schiera fra i pali della porta del Forte. Vediamo dall'altra parte, mi pare sempre numero 25 Giovanni Belvedere. Ora i due starting five, vediamo Agostini per il Breganze, Volpe, Mion e Tagliapietra, invece Bertonelli, Facchini, Giovannelli e Lossi, quindi i starting five che siamo stati abituati a vedere in campo tra le due formazioni, quindi una conferma di quanto visto finora. Vediamo come inizia questa partita per il quinto posto, sta finale. Attenzione, il tiro di Lossi, gol quasi istantaneo del Forte dei Marmi, che ora può far ripartire il Breganze con Agostini, Volpe, Tagliapietra, il bomber di Breganze, Volpe, Tagliapietra, inciampa intanto Agostini gestisce palla, Agostini per Mion carica il tiro ma tira contro Agostini, infatti alza anche le braccia un po' nervoso, ma niente di che, non ha fatto sicuramente apposta il compagno. Ora Bertonelli cerca l'imbucata in mezzo ma non la trova di nessun compagno, può continuare a ripartire Breganze. Agostini in volata laterale, gira dietro porta, mette una palla in mezzo ma è recuperata da Giovannelli. Ora Bertonelli per Lossi, ma la palla non è precisa e il capitano fatica a controllare, ma riesce comunque a impostare l'azione. Giovannelli, Bertonelli, il numero 6, pressato forte da Tagliapietra. Ora Facchini, Lossi continua il controllo della palla. Ora Mion può avanzare, Tagliapietra, la mette in mezzo, bravo Bacci a intervenire e a mandare in avanti la palla
Giovannelli può cercare un guizzo, cerca il tiro molto potente ma deviato dalla difesa di Breganze. Facchini sfrutta la sua fisicità, è molto alto per la categoria, è uno dei più alti che ci sia fra quelle squadre che si sono viste sfidarsi qua al Dorando Pietri. Giovannelli va da Facchini. Giovannelli, attenzione il tiro, intercettato da Volpe, il numero 87 della Breganze. Tra l'altro c'ha gli occhiali per fare sport come Karim Abdul-Jabbar. Attenzione il tiro di Bertonelli parato da Giovanni Belvedere. Palla parata è andata fuori, quindi ora si riprenderà con un possesso del Forte dei Marmi. Forte che riprende ora. Giovannelli. Facchini dal centro e poi va da Bertonelli. Va indietro Giovannelli. Giovannelli si accentra. Facchini, un'occasione molto ghiotta per il Forte che però tira alto il numero 9. Facchini, attenzione Volpe. Volpe riparte dall'altra parte, tira ma Bacci è posizionato bene e attento. Giovannelli, Lossi, palo molto pericoloso il Forte sulla ripartenza, non riesce a bucare il Breganze e ora viene commessa un'infrazione da parte del Forte perché stendono Agostini, non sufficientemente fallosa da fare un fallo di squadra ma comunque possesso Breganze. Ora Agostini prova il passaggio molto difficile per Mion che non riesce. Agostini comunque una scheggia, gira dietro porta. Ora taglia pietra, non riesce a ricevere. Ora Volpe. 5 secondi difensivi di Breganze. Può ripartire il Forte dei Marmi con Bertonelli e Lossi che ora torna indietro da Giovannelli. Giovannelli guarda un po' il centropista e la passa di nuovo a Bertonelli. Bertonelli dal giocatore numero 22, ora Facchini. Lossi, una trottola, riesce a disimpegnarsi molto bene. Facchini va verso la porta, viene contenuto molto bene dalla difesa di Breganze. Il tiro di Lossi sfila a lato. Ora Volpe può far ripartire i suoi. Mion, attenzione perché Facchini, come ho detto, ha le leve molto lunghe, infatti Mion ha rischiato di perderla. Vediamo Giovannelli che aveva provato il passaggio a Facchini ma non gli è riuscito. Ora riparte il Breganze con Agostini e penetrazione in mezzo per il passaggio di Mion che trova il vantaggio il Breganze con una palla rimasta lì, non impeccabile la difesa del Forte perché lascia la palla lì in mezzo e Mion è bravo e veloce. Penetrazione in mezzo per il passaggio di Mion che palla rimane lì e Mion punisce il Forte dei Marmi. Bacci probabilmente non si aspettava che il secondo tiro perché Lossi era scivolato probabilmente, quindi non si aspettava questo tiro che gli finisce sotto il gambale, ma i fatti dicono 1-0 Breganze a 15:20 dalla fine del primo tempo. Bertonelli, Giovannelli, Lossi. Bertonelli si accentra, pensa al tiro e poi esita e torna indietro da Giovannelli. Ora Lossi. Bertonelli prova a metterli in mezzo, non riesce, deve arrivare al tiro velocemente il Forte dei Marmi, vediamo cosa succede. Ha toccato il portiere, quindi molto intelligente la mossa di Matteo Facchini che fa ripartire il cronometro del tiro. Giovannelli, Matteo Facchini un po' lungo ma la palla comunque è nelle mani del Forte che la mette in mezzo. Agostini serve Volpe, la palla in mezzo per Tagliapietra che non riesce a battere Bacci che è riuscito molto bene. Mion recupera quasi, no, è ancora palla del Forte. Giovannelli, numero 22. Bertonelli.
Lossi il tiro e la palla parte fuori. Bertonelli, ora palla del Forte, fallo di squadra di Breganze. Brambilla Facenno che si riparte dall'angolo basso. 14:08 da giocare, un time out chiamato dalla panchina del Forte dei Marmi, che ora è sotto 1-0, ma sono sicuro che non molleranno neanche un centimetro e continueranno a mettere in difficoltà i ragazzi di Mister Tiella, che ora vediamo quale direttive darà ai suoi per continuare e consolidare il vantaggio trovato con il gol di Mion, il numero 27. Pausa e qualche boccata d'aria per i giocatori, che tra l'altro sono entrambe le squadre, questa è la loro sesta partita, la sesta partita che stanno disputando in questi pochi giorni, quindi anche questo è un dato secondo me molto importante. Finali 4 giorni e 6 partite disputate, un numero abbastanza importante, anche perché non sono partite che uno disputa all'acqua di rose, ma sono le partite, cioè senza neanche che mi dilunghi troppo, sono le partite per cui si costruisce la stagione. Facchini, il tiro, ma è attento, molto attento Giovanni Belvedere. Agostini pattina, poi aspetta il taglio di Tagliapietra, ma non riesce lo scambio fra i due giocatori in maglia bianca. Agostini, ora Giovannelli ha tutto il tempo di far ripartire i suoi, anche se il passaggio per Lossi non è dei migliori. Ora Bertonelli lotta con Mion lungo la balaustra. Bertonelli, la palla è ancora di Breganze, però arriva un tiro improvviso ma deviato di Facchini. Giovannelli, Facchini, Giovannelli, bravo, un bel dribbling, vediamo, arriva il tiro e punisce il portiere del Breganze con una conclusione rasoterra. Io qualche partita fa, oramai non ricordo più, scusatemi, ma ne ho fatte un bel po', dissi che i tiri rasoterra sono molto insidiosi. Qua è la spiegazione con un atto pratico, guardate, il portiere è preparato, tiene la mano destra molto alta perché aspettava un tiro alto, ma il numero 22 del Forte scaglia una conclusione bassa e tesa, e questa volta alla meglio. Bravo, molto bravo Giovannelli. Ora Volpe con palla. Ora il numero 28 subentrato, Montini, che è il capitano del Breganze. Agostini, pensa un po' a cosa fare, poi si ingarbuglia un po' nell'angolo. Attenzione, Volpe, Tagliapietra, il tiro provando a beffare il portiere del Forte sul suo stesso palo. Ora Bertonelli, ora Giovannelli, marcato con Montini, che chiede anche scusa perché evidentemente l'ha toccato più del previsto. Lossi scambia con Bertonelli. Facchini, il tiro. Anche Facchini ha una caratteristica che ha pure Matteo Olban, di fare il tiro, io lo chiamo il tiro silenzioso, poi magari le persone con ancora più tecniche di me, con un linguaggio più appropriato per l'hockey, sapranno come definirlo, ma è quando uno tira battuto con una tecnica tale per cui non si sente neanche il rumore del tiro che parte, molto insidioso, poi è bello per me da vedere, mi piace, molto bella tecnica. Attenzione, Tagliapietra davanti a Bacci, con la palla che continua a rimanere lì. Tagliapietra in tutti i modi prova a fare gol per i suoi, con un tiro sotto le gambe che quasi beffa il portiere numero 23, autore di 3 salvataggi dietro fila. Vediamo come proseguirà questo momento di attacco del Breganze. Finisce ora, Giovannelli recupera, ma può ripartire Forte. Giovannelli, intanto c'è stato un cambio, è uscito il numero 8, il capitano del Forte Lossi, ed è entrato Barsaglini, il numero 78. Vediamo Facchini che non ci sta e vuole riportare la partita nei giusti binari. Facchini,
Facchini il tiro, ma Belvedere è attento. Agostini studia un po' la situazione, si guarda un po' intorno. Ora il numero 87 Volpe, 10 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo, molto intenso, due belle squadre, secondo me anche un livello molto simile, che si stanno dando battaglia per una bella partita. Volpe, Agostini avanza, un bel sottogamba, si trova dalle parti dell'inizio dell'area, ma Giovannelli capisce tutto e fa ripartire i suoi. Giovannelli guarda la situazione, passa a Bertonelli. Bertonelli torna da Giovannelli, guarda la situazione e pensa alla soluzione Barsaglini. Giovannelli, Bertonelli, Barsaglini per Facchini. Indietro un'altra volta da Bertonelli. Bertonelli per Facchini, la palla intercettata molto pericolosa da Agostini, che prova a ripartire veloce ma viene fermato dal numero 9 di Forte dei Marmi. Attenzione, numero 9 che prova una serie di passaggi con Barsaglini ma non si intendono i due, recupera palla Breganze. Taglia pietra, fermato, ma la palla va comunque da Montini. Volpe lungo, la palla viene presa e recuperata dal Forte. Facchini. Giovannelli, una bellissima occasione, ma il tiro viene murato da Montini, il capitano del Breganze, che si sacrifica, prende una pallinata ma non fa arrivare la palla dove poteva fare più male, ovvero dalle parti di Belvedere. Ora il passaggio di Agostini per Tagliapietra, che non riesce a stoppare, finisce dietro la porta, pressato duro da Bertonelli. Vediamo Belvedere che vediamo Tagliapietra che ritorna da Volpe. Palla in mezzo, Barsaglini può far ripartire i suoi. Facchini, vediamo cosa decide di fare il numero 9, chiama un attimo la calma e temporeggia e ragiona. Giovannelli per Barsaglini. Il tiro è deviato, è molto alto, sarà palla di Forte dei Marmi. Time out chiamato dalla panchina di Breganze con 8:21 da giocare. Vediamo se la situazione di momentaneo pareggio verrà cambiata dopo in questi 8:21 che ci separano dalla fine del primo tempo. Time out chiamato da Breganze. Vediamo un po' cosa ci riserverà questa finale per il quinto posto, che sicuramente sta facendo divertire, secondo me, le persone collegate da casa che stanno guardando i ragazzi di Mister Tiella contro quelli di Mister Facchini, che si danno battaglia per arrivare quinti in Italia. Sta per suonare la sirena della ripresa del gioco, eccola qua, la precedo di qualche secondo. Ora vediamo le due formazioni che rientrano in gioco. Si ripartirà dall'angolo basso dell'area di Breganze. Giovannelli per Facchini, attenzione. Ora Barsaglini. Attenzione, il numero 5 subentrato per il Forte dei Marmi, Federico Frosina. Il tiro da lontanissimo di Facchini, provate la deviazione di Barsaglini ma non centra lo specchio della porta. Devono tirare i giocatori di Forte, mancano 5 secondi. Giovannelli, tiro molto bello e anche molto pericoloso, finisce sopra il palo, sopra la traversa della porta difesa da Belvedere, quindi nulla di fatto ancora per i giocatori in maglia rosso-blu. Taglia pietra, attenzione, riesce ad avanzare ma viene fermata l'incursione del Breganze. Volpe studia la situazione, pensa cosa fare, fa un bellissimo dribbling, mette la palla in mezzo per Tagliapietra. Veramente Tagliapietra, guardate, questa è una bellissima giocata. Infatti Tagliapietra la prima cosa che fa dopo aver segnato, non esita neanche un secondo, guardate,
Prima cosa che fa, indica subito Volpe, dice il merito di questo gol è tutto tuo, perché Tagliapietra ovviamente è stato bravo a ribadire in porta, ma Volpe gli ha dato veramente un Ferrero Rocher solo da scartare e mangiare, veramente bravissimo il numero 87 del Breganze. Ora un tiro parato facilmente da Belvedere, l'ho tirato da molto lontano, anche molto potente Giovannelli, giocatore 22 del Forte. Attenzione perché qua Giovannelli commette un fallo di squadra che Brambilla nelle vicinanze decide di punire solo col fallo di squadra. Io ho visto il giocatore Montini, il capitano del Breganze, cascare abbastanza a peso morto, avevo paura che la punizione fosse più severa, ma così non è stato. Tagliapietra fermato, ora Montini, attenzione indietro per Volpe, fermata la palla da Baci che rimane lì, però Frosina può ripartire, azione solitaria, vediamo cosa decide di fare Frosina. Bello l'intervento difensivo del capitano di Breganze, Montini. Ora Tagliapietra si gira su se stesso, che tunnel ha fatto, che giocata ha fatto Tagliapietra. Ha fatto un sottogamba che è veramente molto bello, anche molto complesso. Giovannelli pressato da Tagliapietra che è indemoniato, vuole questo quinto posto a tutti i costi, il numero 13 del Breganze. 6:30 da giocare, attenzione, Facchini si aggira dietro la porta, la passa a Frosina. Frosina prova a gestire la palla, attenzione, torna indietro da Giovannelli. Giovannelli, attenzione per Frosina di nuovo, prova a beffare Belvedere con un tiro che a vederlo dalla diretta sembrava il tiro più facile di sempre, perché era un tiro diciamo centrale, ma fidatevi che in un momento di tensione può succedere di tutto anche con tiri molto semplici, è importante essere sempre concentrati. Tagliapietra, Barsaglini, Saglini inciampa, Giovannelli per il numero 5 Frosina, Facchini finta il tiro, fa due palleggi e poi torna indietro. Lossi intanto è rientrato in campo per Giovannelli che può andare a prendere un po' di fiato, anche perché anche lui è uno di quelli che ha non so quanti minuti sulle gambe, secondo me non lo sa neanche lui, ha perso il conto, ha le gambe che devono essere due blocchi di marmo alla fine di queste finali. Tagliapietra, attenzione in taglio in mezzo all'area, il tentativo di tiro da Bacci che però è molto bravo, il portierone con la 23, portierone mancino del Forte dei Marmi, che io e Matteo Facchini quando è venuto qui a darmi una mano a fare un po' di commento abbiamo avuto modo di parlarne, veramente gran portiere, molto bravo a posizionarsi, veramente un ottimo estremo difensore, a mio avviso, poi liberissimi di pensare quello che volete. Ma per me molto bravo e molto tecnico. Lossi, 4:45 da giocare, un time out ancora da giocare per Breganze che ora Tagliapietra cade ma non c'è fallo. Lossi può ripartire, ora Facchini dall'altra parte arriva con la palla, non arriva a una buona conclusione di tiro, fuori dallo specchio della porta, può ripartire forte. Frosina, attenzione, dietro la porta di Belvedere. Belvedere che viene, scusate, che Frosina che lotta con il numero 5, Luca Gasparotto di Breganze. Barsaglini, un bel tiro e anche una bella deviazione di Facchini che però la manda un po' sopraelevata e non riesce a impensierire Belvedere in questo momento. Frosina cade nell'area del Breganze ma non per un intervento falloso a quanto ritenuto da Brambilla lì nei paraggi, che fa proseguire. Volpe gestisce la palla, si gira su se stesso e poi pattina veloce dietro porta. Bacci segue con spostamento palo palo. Ora Mion, mancano 3,5, poco più per finire il primo tempo, una bella palla messa in mezzo ma Montini non riesce a centrarla al volo. Ora Volpe ancora, bravo Bacci che intuisce la direzione del tiro di Volpe, è ben posizionato e tranquillamente con la sua mano destra manda fuori la palla. Ora siamo 2-1 per il Breganze che conduce attualmente con un gol generato da una bellissima azione a due fra Volpe e Tagliapietra.
Ora time out, vediamo come rientreranno in campo le squadre dopo questo break per impostare gli ultimi 3:24 del primo tempo della finale quinto-sesto posto. A centrocampo gli arbitri che aspettano il suono della sirena che arriva ora. Rientrano intanto in gioco i giocatori del Forte, rientra fra i pali Bacci, gli altri giocatori si schierano. Tra l'altro è uscito per prendere una boccata d'aria anche Matteo Facchini, che finora aveva giocato tutta la partita, cioè per tutta la partita, ovvero 16 minuti e 30 più o meno, visto che siamo a 3:20 dalla fine del primo tempo. Mion. Ora Volpe per Agostini, Gasparotto recupera la palla, Forte dei Marmi, ma è ancora Breganzi in avanti. Attenzione Agostini, ancora contro un eccellente Bacci. Posizionamento di Bacci è veramente di alto livello per me, perché se ci fate caso, tutte le volte che un giocatore arriva uno contro uno, comunque anche a tirare, Bacci è posizionato bene perché ha sempre quel mirino, come insegnavano anche a me, che deve essere nel centro della fronte con la palla. Se tu hai questo posizionamento molto buono, spesso i tiri li pari senza neanche volere perché sei posizionato già bene, e anche essendo abbastanza voluminoso il portiere del Forte, che non vuol dire assolutamente niente di negativo, ma semplicemente un dato di fatto, si riesce a parare molti tiri. Ora Agostini laterale, prova a mettere la palla in mezzo, recuperata da Barsaglini che fa ripartire i suoi. Ora la palla gestita da Bertonelli, rientrato in campo, gira dietro la porta. Bertonelli, ancora un bel tentativo, non riesce a battere Belvedere che esce in spaccata e la palla è rasoterra e gestisce tutto molto bene il portierone del Breganze. Ora Bertonelli cade, ma non c'è nessun fallo a quanto ritenuto da Brambilla, che era effettivamente lì, quindi assolutamente giudizio mi sembra più che valido. Ora la palla viene data troppo indietro per Frosina, che commetterà probabilmente infrazione dei 5 secondi difensivi, infatti arriva ora il fischio. 1:49 alla fine di questo primo tempo, quindi vediamo come si concluderà questo primo tempo, se rimarrà in questa situazione di vantaggio per il Breganze o se il Forte troverà il guizzo del pareggio. Lo scopriremo solo rimanendo collegati qua su FISR TV. Palla in mezzo, Mion, attenzione, scambia ancora dalla metà campo di Breganze. Palla in mezzo, Agostini si gira e rigira, poi risale da Volpe. Ora è Gasparotto per Mion. Mion con un bellissimo gancio arriva in posizione pericolosa, ma guardate che posizionamento ancora una volta di Bacci in Pantaglia, che dice di no all'incursione del 27. Agostini la palla in mezzo, ma Gasparotto non riesce a impattare e potenzialmente portare il Breganze a +2, 3-1, ma non viene. Un minuto da giocare. Attenzione, riparte la costruzione del Breganze con un tiro abbastanza affrettato di Agostini, facile preda di Bacci. Barsaglini per Lossi la mette in mezzo, ma nessun compagno era a disposizione per impattare. Ora la penetrazione di Frosina, che viene però la cui palla viene mandata via da Belvedere. Mion, 25 secondi, Volpe da molto lontano, Bacci senza problemi. Agostini continua a basso, prova a mettere una palla in mezzo, ma non arriva l'impatto di Gasparotto. 10 secondi di questo primo tempo. Qui
Qui c'è poco da commentare, effettivamente un intervento molto scomposto, sicuramente non cattivo, non fraintendetemi, molto scomposto, che vuol dire semplicemente errato di Gasparotto, che aggancia in modo molto evidente Bertonelli senza, secondo me, cattiveria, perché che cattiveria vuoi che ci sia in questo caso, semplicemente errato. E quindi cartellino blu e Lossi dal dischetto per portare i suoi a un potenziale pareggio 2-2 sullo scadere, a 7 secondi in ogni caso per realizzare qualsiasi cosa voglia fare in questo momento Lossi. Bel vedere, un attimo prende una boccata d'aria, un goccio d'acqua e poi tornerà in porta con l'ingrato compito di mantenere i suoi avanti di uno sul Forte dei Marmi, che ora con il coltello tra i denti manda il proprio capitano a provare a riagguantare la partita. Davoli attende la disposizione del portiere, eccolo, bel vedere. Io ora mi taccio e lascio parlare l'hockey. Molto bravo qua il portierone del Breganze, che sul finale del primo tempo sventa un buon tentativo di Lossi, che però il gancio forse è stato un po' troppo lento, perché il portiere ha avuto tutto il tempo di spostarsi e parare, e quindi guardatelo, rivediamo e poi io vi manderò un saluto. Eccolo qua, è stato un po' lentino il gancio, forse molto bravo, però in ogni caso bel vedere. Finisce qua il primo tempo, 2-1 Breganze. Ora vi verranno mandati gli highlights di quanto è successo fino ad ora. Io vi saluto e vi rimando a 6 minuti a questa parte.
Eccoci qua ben ricollegati dal Dorando Pietri con il secondo tempo di Breganze Forte dei Marmi. Intanto il Breganze conduce 2-1. Il Forte dei Marmi non è riuscito a sfruttare la punizione prima sullo scadere, che erano 7 secondi praticamente alla fine del primo tempo, e quindi ora avrà un bel power play da giocare per tutto il secondo, scusate, magari tutto il secondo, no, assolutamente, per più o meno 2 minuti qua nel secondo tempo. Il tiro abbastanza centrale di Facchini, parata facile per Belvedere, taglia pietra. Comunque quando ci sono i ribaltamenti di fronte, ad esempio in questo caso power play, palla recuperata, lui corre come un treno, quindi bisogna stare attenti lo stesso. Si gioca in un in più, ma l'attenzione deve essere sempre molto alta perché Tagliapietra corre come un matto. Il numero 78 ora Barsaglini, Forte, Giovannelli, guarda la situazione, che bella questa iniziativa con un tentativo al volo di Bertonelli che però non beffa Belvedere. Volpe per Tagliapietra, attenzione, serie di dribbling, arriva anche a riconquistare palla, no, il Forte può ripartire, sono veramente in grande superiorità numerica, 3 contro 2, Facchini, il tiro a una mano, forse un po' esagerata questa decisione del numero 9, magari avrebbe fatto meglio ad aspettare una superiorità, a sfruttare in un modo diverso la superiorità numerica, però non ci sono io in campo, quindi semplicemente mi limito a commentare. Barsaglini, Giovannelli, Bertonelli, scambiano i giocatori del Forte, arriva quasi la palla da Facchini che era pronto a penetrare centralmente. Barsaglini, Giovannelli, ancora scambi frequenti del Forte, giustamente essendo in power play. Bella la conclusione di Giovannelli, ma ora Breganze torna in parità numerica. Giovannelli con la 22 avanza e si gira e poi va da Barsaglini. Facchini continua la serie di palleggi del numero 9, ora Bertonelli si gira su se stesso, bravo a riuscire a guadagnare campo, va dietro la porta, prova a fregare Belvedere sul suo stesso palo, ma così non gli riesce. Montini, ribaltamento completo di fronte, taglia pietra davanti a Bacci, tenta una cosa forse un po' troppo complicata piuttosto che un tiro spazzato diretto, ma non gli riesce quanto provato. Ora Facchini viene contrastato da Belvedere, la palla torna da Bertonelli, ora Giovannelli passa di nuovo al numero 9 in maglia rosso-blu. Forte che proverà con tutte le proprie caratteristiche a tornare in pareggio, ora è sotto 2-1 ma niente ancora scritto. Agostini indietro per Volpe, Volpe avanza, guarda un po' la situazione in area di rigore, non mette la palla in mezzo in questo caso. La palla è del Forte dei Marmi che può ripartire dal proprio angolo basso dell'area di rigore con Giovannelli che fa la rimessa con Bacci, il portiere. Giovannelli studia la situazione e va da Barsaglini. Barsaglini si invola dietro porta, non riesce a servire Bertonelli in mezzo. Barsaglini però ora aveva una bellissima traiettoria di tiro, la sfrutta anche bene, ma Belvedere attento, taglia pietra, riesce veramente a tirare in tutti i modi. Cosa è successo? Che è stato chiamato un tiro di rigore. Onestamente non vi so dire la ragione, adesso lo guardiamo così vi provo ad aiutare anche voi a capire. È stato praticamente il contrasto di Bertonelli sul tentativo di Montini, è stato ritenuto eccessivo da Brambilla che era esattamente lì e quindi dato un rigore al Breganze. Montini contro Bacci, vediamo. Montini, arriva il 3-1 di Breganze da questo rigore che è dato da una ingenuità dei ragazzi di Facchini. Breganze si porta con 2 reti di scarto, vediamo, sicuramente arriverà la reazione di Forte, vediamo in che modo e se riuscirà a riportare la partita nei propri binari. Un buon rigore assolutamente.
La palla tra l'altro mi pare sia finita in mezzo fra i due gambali con cui Bacci ha provato a fare lo scudo, cioè diciamo lo scudo è un termine poco tecnico, però avete capito, insomma, unire le gambe quando si fa un rigore è un po' il modus operandi standard per un portiere. Riparte Breganze con il numero 28 Montini, l'autore del gol del vantaggio 3-1. Ora taglia pietra con un bel alza e schiaccia, non è ritenuto alto. Taglia pietra comunque veramente è un treno quando inizia a testa bassa a involarsi. Guardate, guardate, è difficilissima da fermare, ci si è messa praticamente tutta la difesa del Forte. Tanti complimenti a Taglia Pietra, che è veramente un giocatore con una grinta invidiabile, il numero 13 che ha militato anche in Serie A2 vinta con successo dal Breganze. Attenzione il tiro, il doppio tiro, il secondo è stato intercettato dalla difesa di Breganze che ora riparte veloce con Agostini. Agostini anche lui molto tenace, tiene la palla lì dalle sue zone, prova a fare un passaggio ma ora riparte Giovannelli, Facchini, Giovannelli il tiro, che intervento difensivo di Montini, veramente tanta roba. Ora Facchini, la palla quasi finisce dietro a Belvedere involontariamente. Riparte il Breganze, taglia pietra, il tiro! Mamma mia, avevo appena finito di fare i complimenti a Taglia Pietra e confermo tutto quello che ho detto. Ragazzi, qua ha scagliato un missile terra-aria, qua veramente è partito uno striker Falcon. Guardate che spettacolo di tiro. Incrociare sotto l'incrocio dei pali, qua non può niente Bacci perché è veramente una conclusione molto potente. Bravissimo il numero 13 del Breganze che riesce a trafiggere il portierone del Forte dei Marmi. Quindi 4-1, il parziale inizia a diventare importante, ma Forte dei Marmi sono sicuro che non si farà demoralizzare, ripartirà a testa alta e con tanta grinta come li abbiamo visti giocare tutte le partite fino ad ora. Sicuramente un elemento importante anche la grande stanchezza delle due formazioni. Vediamo come continuerà e si andrà a concludere questo incontro per il quinto posto che ora vede sorridere al Breganze. Giovannelli in mezzo per Facchini, la palla è gestita bene da Volpe, Facchini ancora aggressivo, Facchini cade ma si rialza subito, vero lottatore Matteo Facchini. Taglia pietra, l'autore del gol. Montini la mette in mezzo, non riesce a arrivare la palla da Agostini, può ripartire Bertonelli, si gira su se stesso Facchini. Ora Giovannelli si accentra, guarda la situazione, decide di temporeggiare, intanto un time out chiamato dall'allenatore del Forte, il signor Andrea Facchini. Naturalmente vabbè, 2 reti prese nell'arco di poco tempo, giustissima e anche molto intelligente la decisione di chiamare un time out per cambiare magari l'assetto tattico dei suoi in campo e vedere di trovare il miglior modo per riportare la partita nei propri binari. Ora Volpe viene fermato bene da Facchini, Facchini lotta ancora con Volpe e riesce a far ripartire il Forte. Ora il numero 78 Barsaglini per Giovannelli, finta di tiro, Agostini è attento, attenzione ancora a Giovannelli pattina e poi serve Barsaglini, Bertonelli, Giovannelli, Barsaglini. 13 minuti da giocare per questa finale quinto-sesto posto. Ora Facchini, il tiro doveva arrivare, comunque il tiro il Forte deve ancora arrivarci perché non ha colpito la porta. Attenzione Giovannelli, ora resetta il cronometro in modo molto intelligente il numero 22 del Forte. Ora il 78 Barsaglini si gira su se stesso, pensa un po' alla soluzione migliore, gira dietro porta, bravo Tagliapietra ancora per l'ennesima volta a fermarlo, corre come un treno, viene fermato non fallosamente, attenzione, viene chiesto di rialzarsi, Agostini viene fermato lungo la balaustra dai giocatori del Forte. E ora è Tagliapietra il più veloce a riconquistare la palla, il tiro ancora una volta di mamma mia di Tagliapietra, il numero 13 Antonio Tagliapietra, doppietta in questa finale che ora inizia a prendere una piega
molto favorevole ai ragazzi in maglia bianca, un tiro veramente da bomber puro, anche un po' di taglio con proprio l'ultimo colpo di Reni, ma la mette sotto l'incrocio dei pali comunque, quindi niente da fare ancora per Bacci, bravissimo il numero 13 di Breganze. Forte inizia ad accusare uno svantaggio che inizia a diventare un po' pesantuccio, ma sono sicuro che non si arrenderanno finché non suonerà la sirena finale, continueranno a lottare e a crederci, perché è questo l'importante, mai mollare. Vediamo le due squadre che ascoltano le direttive dei rispettivi tecnici. Ora Facchini aspetta solo la ripresa del gioco a centrocampo. Devono ancora rientrare i ragazzi di Gabriele Tiella in maglia bianca, che ora finiscono di sentire le ultime direttive del mister e si riposizionano per riprendere questa partita che ora ha una piega tutta breganzese. Forte riparte Bertonelli, Barsaglini, il tiro dalla lunga distanza, bravo Belvedere, ben posizionato. Agostini, Mion guarda Agostini ma non lo serve, taglia pietra, rischia di perdere palle, pressato giustamente in modo molto forte e vigoroso da Facchini, taglia pietra, ma quanto è bravo nell'avventurarsi in una selva di stack e uscirne comunque con la palla in possesso. Taglia pietra, veramente. Posso diventare monotono, però effettivamente penso che sia doveroso. Attenzione, Agostini arriva con l'alza e schiaccia e segna la sesta marcatura del Breganze. Lo svantaggio per il Forte dei Marmi inizia veramente a diventare importante. Guardate Agostini con alza e schiaccia, va contro il gambale di Bacci, ma la palla comunque finisce dentro, incrocio dei pali e poi dentro. Continua l'egemonia di Breganze in questi minuti che separano la fine, sono 11:35 da giocare. Forte che deve trovare assolutamente la via del gol per provare a riportare in carreggiata questa partita che sta diventando sempre più dura per loro. Barsaglini, ma sono sicuro che non hanno intenzione di mollare, anche se inizia a diventare molto complicata la situazione. Barsaglini da lontano, Belvedere la vede all'ultimo, ma è molto ben posizionato. Quello che dicevo prima, se un portiere è ben posizionato è molto facile che a volte faccia delle parate senza neanche diciamo volerlo, perché in questo caso non l'aveva neanche vista partire, poi è finita contro il casco grazie al buon posizionamento di Belvedere. Quindi continua la prestazione di alto livello del portiere breganzese, che continua a parare tanto. Ora Lossi è rientrato per Forte, Giovannelli, non arriva la palla da Facchini, un po' sfortunato anche il Forte qua. Taglia pietra che tira male, para per l'ennesima volta Bacci, chiamati in causa tante volte e con tante reti di Antonio Tagliapietra, che inizia a diventare veramente un incubo per la difesa del Forte. Giovannelli guarda la situazione, la prova a passare a Bertonelli, che però la palla viene intercettata bene da Volpe, la devia nell'angolo e può far ripartire i suoi. Volpe, guardate la falcata dell'87. Attenzione Giovannelli per Lossi, Lossi gira su se stesso, Giovannelli, Facchini in un time out chiamato dalla panchina di Breganze. Mancano praticamente 10 minuti al termine di questa partita molto intensa fra le due formazioni che lottano per il quinto posto. Facchini ancora con la palla in possesso, un passaggio per Lossi, torna da Giovannelli, Facchini, tanti scambi nel metacampo Forte Marmina. Facchini tira, attenzione, era anche pericoloso il tiro perché Facchini ha sicuramente una gran dote balistica. Ora un bel passaggio di Mion, però non riesce a arrivare dalle parti di Agostini, o meglio ci arriva ma è intercettato dai giocatori del Forte. Lossi, tanto esce Facchini, il numero 9, per prendere una boccata d'aria. Lossi
Bella l'iniziativa del capitano del Forte, ma la palla è alta. Tanto è entrato per il Forte il numero 5, numero 5 Frosina. Time out che viene effettivamente utilizzato ora dal fermo di gioco. Time out è stato chiamato da Breganze. Vediamo come imposteranno questi ultimi 9-19 i due tecnici delle rispettive formazioni. La partita è condotta in modo, direi, molto deciso da Breganze, che conduce 6-1, situazione falli veramente molto molto bassa, 2 falli Breganze, 1 Forte dei Marmi, quindi tanta correttezza, solo dell'hockey, tanti gol. Vediamo un po' come proseguirà il tutto. Ecco qua, riprende il gioco tra le due formazioni. Dall'angolo basso dell'area del Breganze. Breganze che riprende ora. Taglia pietra, prova ad addentrarsi, ma Frosina è bravo e recupera palla. Taglia pietra è ancora veramente molto tenace il numero 13, cade qua ma niente fallo. Bertonelli dalle parti di Belvedere che spazza via Frosina con il giro dietro porta. Giovannelli, 8:45 da giocare. Giovannelli ancora in possesso di palla, pasticcia un po' e probabilmente verrà chiamata un'infrazione difensiva per Forte dei Marmi, infatti butta direttamente la palla fuori il numero 22. Sarà pertanto possesso di Breganze, che si trova in attacco con Taglia pietra e Mion sul punto di battuta. Mion risale il campo e va da Volpe. Giovannelli da Lossi. Il tiro con una bella deviazione. Il Forte trova il modo di accorciare le distanze con una gran bella deviazione su un tiro dalla lunga distanza di Lossi. Non so se avremo modo di rivedere perché non so precisamente chi l'abbia deviata, però il fatto è che Forte dei Marmi ha fatto la sua seconda marcatura e ora accorcia un po' le distanze. Vediamo Lossi, il tiro dalla lunga distanza e la deviazione di il numero 6 Bertonelli. Ah no, è una deviazione della schiena di Gasparotto. Molto sfortunato anche Breganze, ma tanto ora questo è un tiro di rigore. Mi sono girato in tempo per vederlo, è stato steso Tagliapietra in area, quindi guardate Tagliapietra che viene proprio preso per il fianco da Lossi e steso, non ha dubbi da voli, ma direi proprio che non le ho neanche io perché questo è proprio un rigore abbastanza plateale. Tagliapietra per portare a mi pare 4 le marcature personali in questa partita. Tagliapietra contro Bacci, Tagliapietra fuori ma ancora lì la palla. Antonio Tagliapietra non riesce a finalizzare né col tiro né con la ribattuta. Può ripartire Forte dei Marmi che non ci sta e vuole agguantare la partita, è a sotto di 4 gol ma nell'hockey non è mai finita. 7:50 da giocare. Giovannelli, questo è abbastanza io lo chiamerei su NBA, non so se avete mai giocato a NBA, c'è la definizione anche di buon fallo. Effettivamente stava per andare a tirare Mion, e qua cosa fa? Lancia la stecca per fermare il giocatore. È un fallo ovviamente plateale, però effettivamente ha fermato l'incursione e il tiro smarcato dell'avversario, quindi effettivamente fallo tattico molto intelligente di Mion. Mi viene da dire bravo, però fa un po' ridere dirlo per un fallo, ma è stato veramente bravo, intelligente. Lossi a tu per tu con Belvedere, la palla finisce fuori. Becca l'incrocio dei pali, sfortunato il capitano del Forte dei Marmi, però la palla non ne vuol sapere di entrare in questa occasione. Non ne vuol sapere di arrivare alla terza marcatura dei toscani. Vediamo la ripartenza delle Breganze. Numero 87 Volpe, Mion.
Tagliapietra, scambia con Mion, bravo Lossi a recuperare. Ora finta di tiro, prova a portarla sul rovescio ma non arriva al tiro perché è contrastato molto bene. 7:20 da giocare per assegnare il quinto posto in Italia, che ora sorride la partita, sorride molto a Breganze ma forte non ci sta. Lossi, largo il tiro fuori dallo specchio della porta. Lossi però recupera perché per una disattenzione, una leggerezza della difesa di Breganze, ma ora è proprio Tagliapietra a far ripartire i suoi. Veramente tenace il 13, mamma mia. Uno scontro con Frosina, vediamo cosa decide il direttore di gara. Brambilla intanto forte fa entrare il secondo portiere. Il secondo portiere è Matteo Manfredi. Con il numero 28 entra il secondo portiere. Furibondo intanto in panchina Bacci, vedo che sta togliendo la roba con molto nervosismo, ma secondo me può stare anche tranquillo perché ha giocato delle ottime finali, non ho fatto altro che anche io lodarlo in tutte le partite che ho commentato del Forte dei Mari, perché secondo me è un ottimo portiere. Ma la frustrazione naturalmente la capisco benissimo perché l'ho vissuta anche io in prima persona, la rabbia quando magari uno pensa nel proprio piccolo di non aver fatto abbastanza, ma secondo me è stato disputato delle ottime partite. Riprende ora il gioco intanto Forte dei Marmi in possesso di palla. Lossi finta e controfinta, marcato da Tagliapietra. Lossi in mezzo steso ma non fallosamente a quanto ritenuto dagli arbitri. 6:20 da giocare. Ora il numero 2 del Forte che è Edoardo Pucciarelli. Frosina, brutto passaggio, rischia di perdere palle in una zona molto delicata. Tagliapietra in volata contro il portiere con la 28 e Tagliapietra non sbaglia queste occasioni. Lui è glaciale quando arriva sotto porta, gancio e batte il portiere veramente in un'ottima maniera. Avremo sicuramente modo di rivederlo perché vabbè, questo è un gol davvero rapace, quale Tagliapietra, il più tenace di tutti. Guardate, gancio battuto. Non può niente in questo caso il portiere con la 28, molto bravo Antonio Tagliapietra, giocatore super prolifico. Tagliapietra perde palla a Breganze, Pucciarelli viene contrastato, recupera Lossi. 7:2 il parziale, che sorride tantissimo ovviamente a Breganze, che salvo imprevisti si troverà a conquistare il quinto posto, più che imprevisti salvo una remontata molto difficile, ma tutto può succedere. Bertonelli gira dietro la porta di Belvedere, la palla rimane lì da Lossi che viene contrastato. Ora la palla si lotta di fianco alla porta di Belvedere, Lossi in girata ma la palla è alta. Recupera Tagliapietra, eccolo Tagliapietra che può avanzare veloce. Ancora Tagliapietra, passaggio per Mion. Mion tira addosso a Manfredi. Mion ancora rischia di recuperare la palla, lo fa. Ingenuità della difesa del Forte. Attenzione Mion, tu per tu con Manfredi e Mion non perdona. Bello il gancio e la conclusione sotto all'incrocio dei pali. Ora il parziale inizia a farsi importante. 8:2 per Breganze con 4:45 da giocare. Time out chiamato dalla panchina di Breganze proprio, che mi pare sta facendo cambiare il secondo portiere. Secondo portiere Nicole Bonato che farà non il suo debutto perché ha già giocato, però entrerà in campo per il Breganze, così da dare un po' di fiato anche a Belvedere, il portiere che ha disputato fino adesso quasi tutte le finali di Breganze. E quindi parziale che inizia a diventare abbastanza pesantuccio. Naturalmente tutto può succedere, ma sembra tutto a favore, diciamo, di Breganze, che salvo remontade clamorose andrà probabilmente a conquistarsi il quinto posto in Italia. Vediamo, rientrano i giocatori del Forte, vediamo cosa ci aspettano, cosa ci riserveranno questi ultimi 4:45. Palla a centrocampo
con Pucciarelli sul punto di battuta. Tanto da Breganze è entrato il numero 31 Giuseppe Locascio. Ora gli ultimi minuti di partita, Lossi, il tiro largo dalla porta di Bonato, può ripartire Tagliapietra, attenzione gancio, viene fermato Bertonelli, Frosina viene fermato da Volpe, Volpe si rigira e passa la palla in avanti, ora Bertonelli per Forte, ora il numero 2 che passa al capitano Lossi, 4:10 da giocare. Lossi il tiro fuori dalla specchio della porta, ancora 8-2 il parziale. Vediamo Locascio che lotta per la palla, la ottiene Locascio marcato da Lossi. Vediamo il duello, bravo Locascio che riesce a mantenere il possesso, ora lo perde e riparte Frosina. Avanti Frosina, il tiro parato da Bonato, abbastanza centrale il tiro. Frosina prova ad accentrarsi ma Tagliapietra è veramente agguerrito. Frosina, il tiro accompagnato, ancora Tagliapietra che impedisce di tirare, cioè, avanti Locascio, Lossi recupera. Lossi in avanti, la palla rimane lì, Agostini. Attenzione, Agostini guarda il compagno che è messo molto bene, riesce anche a impattare Montini. Bella però la parata di Manfredi, molto bella la parata del portiere con la 28. 3 minuti da giocare. Lossi, ora un time out per Forte dei Marmi. Ora il 5 Frosina, torna da Capitan Lossi. Lossi il tiro, brava Nicole Bonato. Locascio, Montini avanza, arriva nell'area di Manfredi, liscia la palla però non è chiamata infrazione dagli arbitri. Locascio continua a portare avanti la palla, ora Bertonelli che la passa al suo capitano Lossi. Lossi per il numero 5 Frosina. Bertonelli avanza, Bertonelli gira dietro la porta, ora Montini gli casca la stecca, Bertonelli continua a giocare. Frosina, 2 minuti praticamente da giocare. Frosina il dribbling davanti a Bonato, il tiro e la parata però viene assegnato, viene dato un cartellino blu per la caduta di Frosina al numero 31 Locascio, espulso per 2 minuti e punizione di prima. Credo, sì, punizione di prima, non so perché l'abbiano messa sul punto di rigore. Vediamo qual è la decisione. Sì, sarà rigore in questo caso. Frosina è stato steso abbastanza platealmente. Allora sarà rigore in questo caso, perché era dentro l'area l'infrazione. Frosina contro Bonato, vediamo la parata di Nicole Bonato, che bella parata su questo tiro, esce bene con le gambe alte, ottimo salvataggio. Lossi, 1:45 da giocare con un time out del Forte dei Marmi che ora è in power play, cercherà di accorciare lo svantaggio. È molto difficile recuperare una partita in questi momenti naturalmente, perché sotto di 6 gol tutto sorride a Breganze, come potete immaginare. E ora vediamo come andrà a concludersi l'incontro. Tra l'altro Breganze salvo gol si troverà in inferiorità numerica per tutto il resto della partita. Lossi, attenzione, un passaggio un po' troppo svirgolato per Bertonelli, che intanto la palla ritorna nella metà campo del Forte, può ripartire il capitano. Ora il numero 5 Frosina. Bertonelli, è entrato il 25 di Forte dei Marmi, Gianmarco Lunardi. Attenzione il tiro, brava ancora Nicole Bonato, bella parata, l'ennesima della sua partita. Attenzione Frosina,
Ora il Breganze che prova ad andare in avanti. Lossi, attenzione Frosina, 35 secondi e praticamente da giocare. Bertonelli, tra l'altro 30 secondi fino alla fine della stagione per le due squadre, perché dopo questo incontro finirà effettivamente la stagione, inizierà il periodo estivo e anche eventuali impegni con nazionali. Attenzione il tiro, alza e schiaccia. Ora può ripartire Breganze. Montini fermato 10 secondi alla fine, quindi permettetemi di dire che Breganze arriva quinto in Italia, Forte dei Marmi sesto, non si gioca più. L'incontro termina 8-2, i ragazzi di Gabriele Tiella guadagnano meritatamente il quinto posto in Italia in questa partita, vinta 8-2 in modo molto pulito dai ragazzi breganzesi. Forte dei Marmi comunque secondo me esce a testa altissima da queste finali, perché è stato in grado di mettere in difficoltà tutti e giocare dell'ottimo hockey sotto tutti i punti di vista. Io ora vi mando un saluto, vedrete gli highlights di questo incontro. Noi ci rivedremo tra poco alle 4:30 per la finale terzo e quarto posto. Un saluto.